dico sempre ai miei studenti quando parlo di queste cose, ma perché mai nel 1970, 22 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, diciamo, che aveva già perfettamente dichiarato la serie dei diritti civili, politici, di libertà, eccetera, c'è bisogno di fare una legge in cui c'è scritto che i lavoratori nelle aziende, nelle fabbriche, possono esprimere liberamente la loro opinione. Perché c'è bisogno di fare una legge in cui c'è scritto che le guardie giurate, e cioè la polizia privata, non può svolgere funzioni di controllo dei lavoratori. Perché c'è bisogno di scrivere una legge in cui si stabilisce che le visite personali di controllo, cioè le perquisizioni personali all'uscita dell'azienda, sono vietate, tranne che siano regolate in un certo modo? Perché? Ma evidentemente perché quelle cose accadevano. Così come quando nel 1833 si fece in Inghilterra una legge, il primo Factory Act, in cui si scrisse che i bambini di 9 anni non potevano lavorare più di 10 ore alla settimana, la si scrisse quella legge perché evidentemente i bambini lavoravano più di 10 ore alla settimana. Ora qualcuno dice, beh, quelle norme però sono vecchie, perché sono controlli a distanza, lì si pensava, no, ai meccanismi televisivi, adesso i controlli possono essere effettuati in forme molto più sofisticate. Dentro quella legge c'è tutto il vecchio modello della fabbrica fordista che oggi non c'è più, oggi siamo in una... Bene, ma è evidente che quella legge, come tutte le leggi, ha un riferimento storico, ha una determinazione storica. Quando lì si disciplinano i controlli a distanza non si pensava a internet, no? Si pensava appunto ai monitor televisivi che controllavano i lavoratori. Ma il punto è interrogarsi sulla modernità del meccanismo normativo. Allora che cosa c'è in quelle norme lì e diciamo in generale nello statuto? C'è questa idea di fondo che poi consiste, diciamo, nell'intreccio tra due culture del diritto che negli anni precedenti si erano tra loro combattute. Questo intreccio fra la dimensione individuale e la dimensione collettiva. I diritti individuali di libertà, di dignità e i diritti collettivi. Questa è la forza dello Statuto. Perché, vedete, non basta dichiarare l'esistenza dei diritti individuali. La solitudine dei diritti individuali non porta molto in là. La storia è piena di dichiarazioni solenni sull'esistenza di diritti nei fatti puntualmente violati. Quello che conta è specialmente quando parliamo di diritti del lavoro, cioè quei diritti che stanno a contatto con i processi materiali, con l'attività produttiva, con la produzione del profitto, con le esigenze delle imprese. Quello che conta è mettere in moto meccanismi di effettività dei diritti, che alzino la soglia della effettiva realizzazione dei diritti. E questo è il punto, la forza dello Statuto. L'intreccio fra i diritti individuali e il sostegno all'organizzazione collettiva, il sostegno al sindacato. È lì, diciamo, il nesso proprio, diciamo così, centrale dello Statuto fra l'articolo 18 e l'articolo 28 dello Statuto. L'articolo 18 che dice che un licenziamento illegittimo perché ingiustificato non può rompere il contratto di lavoro, che il contratto di lavoro deve essere ripristinato,
è l'articolo 28, il quale dice che di fronte a un comportamento antisindacale il giudice ordina la cessazione e la rimozione degli effetti. In entrambi i casi si applica una norma, diciamo, elementare del diritto privato, che un atto illegittimo non può comportare una modificazione legittima di una certa situazione, va ripristinata la situazione precedente. È che questo principio elementare del diritto privato, portato nel cuore dei rapporti di lavoro e di produzione, ha un effetto enorme, perché alza la soglia dei diritti. Questo è il punto, diciamo, della modernità dello Statuto, è diciamo, il perché lo Statuto è norma di attuazione costituzionale, di profilo costituzionale e di attuazione costituzionale, non modificabile, ripeto, con un intervento legislativo ordinario. E badate bene, di questo ci parla il mondo di oggi, perché se guardiamo agli Stati Uniti, guardiamo al Brasile, guardiamo alla Cina, guardiamo ai temi della crisi mondiale e dei limiti dello sviluppo, ma come si fa a non vedere che un punto di svolta non potrà essere che dal ricostituire l'idea che i diritti delle persone che lavorano sono un limite, una condizione dello sviluppo e non, diciamo, una difficoltà. Ma quegli operai cinesi che finalmente sembra che con i turni di 10-12 ore, le 500 ore di lavoro straordinario cominciano a alzare la testa dal desco, come diceva De Vittorio una volta in Italia. E gli operai cinesi che in Guangdong, nella Foxconn, alla Honda, cominciano a scioperare. Non dicono questa cosa. Ecco, lì è il punto, diciamo, del perché dello Statuto si deve parlare non al passato, ma al presente e al futuro. Perché lì c'è una indicazione che naturalmente, diciamo, è nostro compito rendere, ma c'è, come dire, memorizzazione di un passaggio storico fondamentale che va agito nel presente. E nel presente, certo, ci sono questioni su cui ripensare, ci sono problemi di aggiornamento, di completamento. In particolare, dov'è che lo Statuto va completato? Sul punto di fondo, le regole della rappresentanza sindacale. Lì c'è una evidente, diciamo, no, determinazione storica che ha fatto premio sul resto. Eravamo nel 1970 sull'onda di uno straordinario processo di sindacalizzazione, l'intreccio tra movimenti di base e forze organizzate, l'unità delle grandi confederazioni. Quando lo Statuto sostiene la presenza sindacale nelle aziende, afferma l'esistenza di un diritto che è imputato ai lavoratori. I lavoratori esercitano il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali nell'ambito di... ma non ne regola le forme. E tantomeno il legislatore del 70 regola i procedimenti della contrattazione. Perché c'era appunto, diciamo, una determinata fase storica.